Adesso ci troviamo in Valpolicella. La Valpolicella è una zona molto ampia che va dai confini col lago di Garda fino ai confini quasi con la provincia di Vicenza. I nostri terreni sono divisi in due zone: nella zona allargata, dove siamo in questo momento, cioè nella Valle di Marcellise. Il vigneto, questo dove ci troviamo, dove viene prodotto il vigno del Peste, è un terreno che si trova a circa 250 metri di altitudine ed è un terreno di origine calcarea. È un calcare molto friabile e composto da tanta terra bianca. Questo è dà, diciamo, al vino delle note molto più sapide rispetto invece alla zona classica, dove abbiamo i vigneti nel paese di Torbe a circa 450 metri fino al più alto che arriva quasi a 600. Il terreno è sempre di origine calcarea, ma è un calcare molto diverso, di origine sedimentaria. Una volta là era mare, infatti spesso si trovano molti fossili di ametiste, di squali, di pesci che vivevano diciamo, milioni di anni fa, ed è un terreno che ha delle caratteristiche molto diverse. Sono vini che nascono con un'acidità molto più elevata, con un tannino molto più spiccato rispetto a questi diciamo, della Valle di Marcellise. La caratteristica del terreno della zona classica è che è formato da questa pietra, che è una pietra molto conosciuta, che si chiama pietra di Prun o pietra della Lessigna, che viene usata in tanti lavori, soprattutto a Verona ma anche all'estero, ed è quella da cui abbiamo preso spunto per dare il nome Terre di Pietra, perché l'azienda proprio basa su queste pietre di Prun. Diciamo che la mia storia, nasce dalla passione, principalmente dalla passione per il vino. Vengo da una famiglia contadina, quindi la mia famiglia ha sempre avuto campagna, vigneto in particolare, e quindi sono cresciuta nelle vigne con mio papà, quindi per me è naturale andare in vigna, è sempre stata una cosa che mi è piaciuta. In un momento della mia vita mi sono trovata a voler provare a intraprendere questa strada, dopo aver studiato ragioneria, quindi tutt'altro settore, e fortuna è stata che ho conosciuto una persona che mi ha supportato, mio marito in principal modo, e ho cominciato per scherzo nel 2005 nel garage di mio suocero a vinificare un po' d'uva della zona classica di Torbe, perché mio marito viene da là, e dallo scherzo, insomma, nel 2011 abbiamo deciso di costruire la cantina Marcellise, quindi da dove sono nata io e dove tuttora lavoriamo. La passione principalmente mi ha portato a scegliere di produrre dei vini, diciamo, un po' particolari per la zona della Valpolicella, nel senso che sono un po' fuori dagli schemi della Valpolicella, quindi non ho mai prodotto il ripasso, per dire che è una tipologia di vino che qui producono tutti per scelta personale, e vini molto di territorio, quindi che rispecchiano quella che è la vecchia Valpolicella, quindi vini molto tipici, sia come colori, sia come profumi, come lavorazione, quindi nessuna tecnologia in cantina, solo e esclusivamente le mie mani e le mie sensazioni. Da questo vigneto dove siamo qui a Marcellise ho prodotto e produco un Valpolicella superiore, il vino del Peste, che è nato un po' da un'idea controcorrente anche questa mia, ovvero di produrlo da uve fresche, vinificato, fermentato con lieviti indigeni solamente in cemento e affinato solamente in cemento. Stellar nasce da uve fresche, Corvina, Corvinona, Rondinella, Molinara, vinificate fresche in acciaio, resta in sosta 6 mesi in acciaio, dopodiché va in bottiglia e resta fermo un anno in bottiglia. Un Valpolicella molto tradizionale, col quale ho trovato molte difficoltà inizialmente, perché già dal colore è molto chiaro, perché le uve nostre non possono dare dei colori troppo intensi, poi c'è anche la Molinara. Un vino che ha sempre fatto parlare di sé perché è molto, molto secco, molto duro, molto particolare, molto di territorio. Mesale invece è un Valpolicella classico superiore. Con Mesale
Le uve le raccolgo in cassetta di legno e restano ferme per un mese prima della vinificazione. Quindi corvina, corvinone, rondinella e un po' di croatina che va sia in Mesal che in Rousson. Dopo questo mese di appassimento le uve vengono vinificate in acciaio, fermentazione, macerazione a freddo per una settimana, vinificazione. Una volta che viene svinato, i primi travasi, viene lasciato in legno, intorno da 5 ettolitri, per 3 anni e mezzo, messo in bottiglia e fermo un anno, che è questo. Quindi qua siamo a un'altra tipologia di vino. Amarone invece, raccolta delle uve in cassetta, sempre in Clotò, appassimento fino a gennaio, stesse uve di Mesal, solo cambia l'appassimento più lungo e l'affinamento in legno di 5 anni e non di 3 anni e mezzo. Peste invece, vediamo un'etichetta anche diversa, nasce da Marcellise. Questo per me è il mio vino in particolare, perché ce l'ho nel cuore, primo perché è dedicato a mio papà, che da piccolo veniva chiamato Gigi la Peste, e l'etichetta è disegnata da Anna, da nostra figlia, quindi ha un significato ancora più particolare, ma per il fatto che viene lavorato, fermentato, vinificato e affinato solamente in cemento. E quindi nella Valpolicella è una cosa un po' anomala, perché solitamente ormai il cemento è una cosa che è un po' in disuso. Nasce da uve fresche, corvina, corvinone, rondinella, molinara, resta fermo un anno in cemento, poi in bottiglia sempre un anno di affinamento.